campo è una bellissima esperienza, uno per divertirsi ma anche per stare assieme, ed è anche un ottimo momento di confronto, e dal confronto possiamo poi trarre molte cose e ognuno di noi si può arricchire tramite il confronto con gli altri comunque. Il tema del campo è sulla preghiera e come la preghiera si collega alla vita dei ragazzi, come possono viverla sotto i diversi aspetti dell'ascolto rispetto al male che si riceve durante la propria vita, e se cerchiamo insieme di lavorare e fare qualche momento di esperienza di preghiera e di rapporto con Dio. Preghiera sono tutti quei momenti in cui mi fermo a pensare a cosa sto facendo nella mia vita, come sta andando, e preghiera va a tutti quei piccoli momenti che vorrei rendere più numerosi della mia vita. Le difficoltà dei ragazzi sono soprattutto del silenzio, nel riuscire a, come dire, far cadere le cose che gli girano per la testa veramente nella profondità del loro cuore, che invece le lasciano molto girare e non riescono tanto a restare su un punto. Sono abituati spesso all'ascolto della musica continuo, sempre a guardare serie TV o distrarsi in qualche modo, quindi fanno molta fatica a concentrarsi su una cosa o stare da soli a volte. Allora, innanzitutto ogni animatore ha il proprio ruolo, c'è per esempio quello del gioco che organizza i giochi, quello della liturgia che quindi dirige i canti, e quello magari la camerata che controlla le camere. E la giornata quindi viene eseguita tramite le indicazioni degli animatori. Infatti la mattina ci svegliano appunto gli animatori e poi scendiamo a fare colazione. A turno poi ogni squadra pulisce per esempio la camerata oppure la cucina, poi scendiamo, c'è il gioco diretto dall'animatore di gioco. È divertente perché ci sono diverse tipologie di giochi, cioè ci sono giochi molto più, ci sono giochi a squadre dove si uniscono, dato che siamo 4 squadre, dove si uniscono diverse squadre, tipo noi al gioco di prima eravamo io che sono blu con la mia squadra e i verdi, dove appunto abbiamo dovuto fare una specie di gioco a scacchi dove ogni persona aveva diversi ruoli dove si doveva appunto vincere, però ci sono altri giochi dove appunto ogni squadra deve essere controllata a squadra, e poi qualche volta andiamo anche al campo, nei giochi del campo dove appunto giochiamo a roverino oppure a hockey su prato, e poi facciamo dei mini tornei di pallavolo per cercare di mettere su punti. Invece altri giochi sono appunto i giochi che ci fanno gli animatori, che di mattina ci danno sempre delle schede dopo colazione, dove appunto noi dobbiamo compilarle e cercare di fare più punti possibili, e alla cena dobbiamo riconsegnarle agli animatori e il giorno dopo ci dicono appunto chi ha vinto oppure chi ha fatto più punti. Durante la mattina c'è una preghiera che il Don Luigino ci introduce, e poi dalla preghiera facciamo alle 4 un lavoro di gruppo, divisi nelle squadre che sono 4, e dopo il lavoro poi si gioca. È diviso in gioco e i momenti in cui magari siamo più legati a Dio, come la liturgia, e altri momenti di incontri in cui siamo divisi in gruppi, in 4 squadre per esempio nel nostro caso, in cui discutiamo di vari argomenti anche affidandoci alle letture del Vangelo o degli altri libri sacri. E dopo il gioco facciamo merenda appunto alle 5 e circa, poi dipende dai giorni, e poi ceniamo, e dopo la cena poi giochiamo e poi andiamo verso mezzanotte a dormire. Il momento più bello secondo me è il momento delle condivisioni dopo un lavoro tutti insieme, più che altro perché nel lavoro in sé i ragazzi sono da soli e riescono a riflettere con se stessi ed è più facile, invece nel momento della condivisione
si espongono proprio e riescono a dare un pezzo di se stessi agli altri. Anche per noi animatori alla fine è un'esperienza che ci arricchisce, perché sembra che noi siamo qua per insegnare a loro, ma alla fine quel momento è il momento in cui ti rendi conto di quanto sei piccolo e di quanto loro possono aiutarti e insegnarti tanto. È sicuramente il lavoro che ci permette di esprimere quello che vogliamo più dire e che abbiamo dentro, ci permette di scavare dentro di noi anche per trovare punti di noi che non conosciamo bene e approfondire. Della proposta sono belli gli insegnamenti che ci trasmettono e che sono lezioni di vita per ogni giorno, cioè quotidiane. Ci puoi fare un esempio? Tipo, non lo so, ieri abbiamo letto il Vangelo e abbiamo discusso comunque di delle metafore che si utilizzano nel Vangelo dagli Apostoli, che sono utili per sempre, anche se sono state scritte tanto tempo fa. Mi è rimasto impresso sicuramente una ragazza che ha detto in poche parole quanto per lei l'interpretazione del Vangelo sia difficile, di quanto è difficile per lei vederlo nella sua vita, ed è stata una missione molto bella secondo me, perché è facile avere la risposta giusta nel momento appunto della condivisione e dire le cose giuste, cioè ognuno si aspetta qualcosa da te, di quello che devi dire, e invece questa ragazza ha avuto il coraggio di ammettere che lei in questo momento sente la parola del Signore lontana e che non riesce a comprenderla. Secondo me questo è stato un gesto di umiltà molto bello. Cosa molto difficile per loro è capire che cosa c'entra Dio con quello che vivono. Cioè il problema della preghiera è dire io mi metto davanti a Dio, ma se Dio per loro non c'entra niente con la loro vita, allora è un grosso problema riuscire a pregare, quindi per loro è difficile questo rapporto, no? Dov'è che Dio è nella mia vita, c'è o non c'è? Parliamo di argomenti molto importanti, molto profondi, però penso che la cosa più importante sia che tutto quello che si dice al campo sia l'insegnamento, comunque ci serva per arricchirci interiormente, per proseguire il nostro cammino. Il campo ha come titolo Gesù ha iniziato a seguirti. Abbiamo un po' esaminato la figura di Gesù come quella di un influencer, ok? Perché possiamo forse paragonarlo un po' a un influencer di vecchia data, ma comunque il suo mestiere è stato un po' quello, ecco, nella sua vita. E appunto siamo partiti il primo giorno facendo un confronto tra quelli che sono gli influencer che magari i ragazzi seguono ai giorni d'oggi rispetto un po' a Gesù e al modo che aveva di fare con le persone che incontrava. Al giorno d'oggi noi seguiamo molte persone che crediamo degli idoli perché fanno delle cose che a noi piacciono. Gli animatori ci hanno fatto riflettere sul fatto di come Gesù in fondo sia come una di quelle persone che noi seguiamo, ossia un influencer, ma che Gesù, magari come altri, ma o anche a differenza di altri influencer che magari sono negativi, Gesù è un influencer positivo perché analizza tutta la persona e diciamo che la studia, non prende solo una cosa che alla persona può piacere e quindi per cui tu lo segui. Gesù ti prende tutta nella persona in generale e per questo ci hanno fatto riflettere su alcuni temi, su alcune qualità di Gesù che dovremmo osservare e che ci fanno capire che Gesù è un uomo buono. E l'abbiamo sviluppato partendo proprio dai social network, in modo particolare con Instagram che i ragazzi seguono e hanno,
e ognuno di loro, cioè ogni squadra ha fatto una pagina di Instagram e noi abbiamo preparato anche la pagina di Instagram di Gesù, e da lì abbiamo iniziato a parlare di Gesù, dicendo appunto che anche Gesù nella sua vita è stato capace di coinvolgere tante persone, ma le ha coinvolte in una maniera diversa dai social network, perché ha insegnato loro a diventare se stessi, ha insegnato loro a perdonare, ha insegnato loro anche ad essere capaci di avere coraggio nella vita per affrontare anche le difficoltà. Essere seguiti da Gesù significa che Gesù è sempre accanto a te e ti aiuta nei momenti difficili, nei momenti belli, ed è sempre presente con te, nel senso in tutti i momenti, e ti aiuta. Che in momenti di bisogno Gesù c'è sempre, e anche se ti comporti male c'è sempre di fianco a te. Gesù ti segue come amico e ti aiuta. Sì. E poi in questi giorni stiamo un po' cercando alcuni aspetti di Gesù che potrebbero essere affascinanti per i ragazzi, e spingerli poi a fine settimana a cliccare sul tastino segui nei confronti di Gesù. Siamo partiti il martedì analizzando l'aspetto della libertà di Gesù, sottolineando che Gesù è un uomo libero che ci lascia liberi. Ieri nel giorno della gita abbiamo affrontato il tema della fiducia, sul fatto che Gesù è un amico fidato e su cui possiamo fare affidamento, e che non ci abbandona nelle nostre giornate. Oggi abbiamo trattato il tema del coraggio, nel senso che comunque Gesù è stato un uomo coraggioso, non si è mai tra virgolette intimorito di quello che gli diceva, nonostante abbia appunto poi alla fine non abbia fatto una brutta fine, Anche noi dobbiamo seguire Gesù. E in che modo seguiamo Gesù? Innanzitutto ascoltando la sua parola, perché è lì dove Gesù si fa riconoscere, e poi la sua parola che lentamente cambia la nostra vita, e seguendo Gesù noi possiamo imparare da lui a diventare uomini e donne diversi. Gesù fa le cose senza curarsi del pensiero degli altri, e comunque fa delle cose per aiutare gli altri. Invece di solito gli influencer fanno delle cose che gli chiedono gli altri e sono come sottomessi ai loro follower. Ho deciso di venire al campo perché avevo già fatto altre esperienze, mi sono divertita molto, e al campo ci si sveglia la mattina abbastanza presto, verso le 8, si fa colazione, poi una squadra sparecchia, lava i piatti e aiuta, e le altre puliscono le camere e la casa, poi si gioca, si fa la proposta, si gioca, si pranza e poi si fa un lavoro di riflessione, si gioca e si cena e si va a dormire. Le squadre sono 4 e si dividono in chi pulisce il tavolo, sparecchia e parecchia, poi chi pulisce i bagni e le camere. È molto divertente perché si fanno tanti giochi, e oggi è una giornata anche speciale perché si fanno molti giochi d'acqua e ci rinfreschiamo molto ed è divertente. Ieri abbiamo fatto una gita che siamo andati sul monte, è stata faticosa però divertente, poi sempre i giochi, il cibo molto buono.
Personalmente ho iniziato a fare animatore perché sono stato abituato bene, ho fatto un sacco di campi e avevo animatori molto bravi che hanno reso i miei campi molto divertenti e mi hanno insegnato molto, e quindi volevo insegnare o dare la possibilità di insegnare qualcosa ai bambini con cui stavo, e quindi il mio prete mi ha chiesto se volevo fare l'animatore, io ho accettato. Ho iniziato l'anno scorso, quindi questo è solo il secondo anno che faccio animatore e c'ho ancora un po' da imparare. Ma siamo comunque di un'età diversa ma vicina, abbastanza vicina, quindi ci capiamo anche abbastanza bene, e poi in tutti i giochi quando si va anche insieme ad un animatore ci si diverte sempre di più. Fa momenti, ecco, cioè quando tutto fila liscio come l'olio è facile perché il clima magari è positivo e quindi sai, sei sereno anche te, ti diverti, riesci a dare un esempio ai ragazzi. Quando poi magari verso la fine della settimana inizi a essere un po' più stanchi, magari i ragazzi ti fanno un po' più patire, ecco lì magari a volte la figura da buon influencer un po' tende a scappare. Purtroppo è il rischio del mestiere, diciamo che si cerca di evitare di fare questo, però purtroppo siamo esseri umani, quindi è un po' difficile, ecco. Prima del campo ci siamo visti un po' di volte, abbiamo fatto degli incontri per decidere il tema, per decidere i vari lavori, le varie proposte, e abbiamo cercato ovviamente di cercare un tema che potesse essere piacevole per i ragazzi, come avrete sentito, e successivamente, dopo aver deciso il tema e cosa proporre, abbiamo deciso un po' l'organizzazione, ovvero il giorno della gita e poi i vari giochi da fare nei determinati giorni, e comunque abbiamo cercato anche lì i giochi e i lavori di farli, diciamo, centrare con il tema del giorno. Quest'anno gli animatori tutti giovani, nessuno della vecchia guardia, tutti animatori giovani, tutti nuovi, e stanno portando avanti il campo loro molto bene. Sì, trattando comunque un tema abbastanza moderno come i social, i ragazzi erano molto interessati, anche se alcuni di prima media magari sono un po' più piccoli e magari non hanno avuto ancora interazioni vere e proprie con i social, comunque sono molto interessati, e anche durante le proposte, quando il Don comunque fa domande, sono molto reattivi, e anche in momenti magari un po' più profondi in cui facciamo le riflessioni in squadra, comunque magari dopo un inizio un po' più timido comunque parlano e reagiscono molto. Forse il fatto che comunque Gesù, anche se è vissuto 2000 anni fa, era un influencer come quelli che ci sono oggi, e che a suo modo comunque riusciva a parlare a un grande numero di persone.